Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network, focus sul coronavirus. Comuni e provincia di Verona hanno fatto il punto sulle nuove disposizioni ieri in prefettura al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Aggiornato l'elenco delle attività permesse e vietate in seguito alle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Rimangono aperti impianti sportivi, palestre, piscine, campi da gioco, percorsi e allenamenti. Non sono invece possibili manifestazioni ed eventi sportivi che abbiano la presenza di pubblico. Rimangono aperti centri linguistici, dopo scuola, centri musicali, scuole guida e luoghi dove si tengono i corsi. Confermata l'apertura di attività di carattere sociale come quelle di sostegno e supporto a persone anziane e disabili. Nemmeno le attività economiche sono interessate dalle restrizioni. Viene confermata invece la chiusura fino al 1 marzo di musei, mostre e monumenti, la sospensione di concerti, spettacoli, eventi anche sportivi che appunto prevedano la presenza di pubblico. Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha ribadito che gli allarmismi non servono, tutto questo viene fatto a garanzia della salute pubblica. La Protezione Civile ha allestito ieri alcune tende fuori dal pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. Serviranno per il prefiltraggio dei casi di coronavirus se dovessero presentarsi a Verona. Si tratta di una direttiva regionale per alleggerire il più possibile i flussi all'interno dei reparti. All'interno verranno svolte attività di raccolta dei tamponi e controllo e verifiche sulle persone che si dovessero presentare. Arriva a 7 il conto dei decessi in Italia di persone risultate positive al coronavirus. L'ultima vittima era un paziente in dialisi. Come in quasi tutti i precedenti casi in Italia, le persone colpite più duramente dal virus risultano essere quelle già indebolite da altre patologie. Sono oltre 200 i contagi nel paese, quasi tutti al nord. In Veneto fino a ieri sera si contavano 32 casi. E si sono registrati anche casi di persone vestite con divise molto simili a quelle della Croce Rossa che vendevano mascherine fuori dal Policlinico di Borgo Roma. La sezione scaligera della Croce Rossa ha diramato una nota in cui chiarisce che non si tratta di propri volontari. Casi simili di truffa si sono registrati anche in altre parti d'Italia, pure con falsi operatori sanitari che proponevano tamponi a domicilio. In riferimento alla diffusione del virus, Confindustria Verona ha avviato una serie di attività per monitorare la situazione e rispondere ai bisogni delle imprese. Online sul sito www.confindustria.vr.it tutte le informazioni per le imprese, attivato anche un numero telefonico dedicato e realizzato un protocollo di autodisciplina per le aziende. E ricordiamo infine che è attivo il numero verde della Regione Veneto 846 23 40 per informare i cittadini. I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della Regione Veneto 846 23 40. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.